I Colli Orientali sono il cuore della viticoltura friulana e Cividale del Friuli, importante centro fin dai tempi dei Romani, ne rappresenta la storia. La tradizione vitivinicola di queste zone, infatti, è ricordata sui testi antichi. Erodiano già nel secondo secolo d.C. raccontava che i coloni latini avevano ricoperto di tralci di vite tutte le colline del Forum Iuli, l'attuale Cividale del Friuli. Lo storico precristiano Strabone, in un suo scritto, ricorda il rumoroso andare dei carri intenti a questa attività agricola e commerciale. Le colline di Spessa sono una di queste zone storiche. Il terreno, composto da argille calcaree e da arenarie, è strutturato in terrazzamenti che consentono una più facile lavorabilità e soprattutto una gestione controllata del flusso delle acque piovane. Come un'oasi in mezzo alle vigne, una pineta nasconde una cappella privata che dalle iscrizioni scolpite sulla lapide frontale risale al XVI secolo.
Ai piedi delle colline, le vaste pianure di Premariaco sono lavorate soprattutto a cereali e nel periodo estivo si possono ammirare queste suggestive distese di balle di paglia.